Ho quasi paura a intervistare l'aspirante Miss Topolini. Perché? Perché è una mora travolgente, ha un profumo inebriante. Non so, adesso gli chiederò anche la marca del profumo. È un grande piacere presentarvela subito. Aspirante Miss numero 13. Nome? Elmora. Elmora, che bel nome. Da dove? Cioè, Elmora, come mai? C'era la nonna, un parente che si chiamava così? No, mia mamma guardava un cartone dove c'era sta principessa che si chiamava Elmora. Che bella signora, ha fatto benissimo, un nome davvero bellissimo come la figlia, tra l'altro. Quanti anni hai? 17. E là, non è, ma no, insomma, bella, una bella 17enne. Allora, Elmora, raccontaci di te. Niente, studio economia e commercio, mi piacerebbe diventare una fisioterapista e provare qualcosa nella moda. Bene, ma mi risulta che ti piacerebbe anche fare la hostess. Sì, giusto. Quindi a tutte le compagnie aeree, se avete carenza di personale, guardate che hostess, prometto che se la assumete io volo sempre con lei. Va bene, senti, al di là di tutto, non so, sei fidanzata? No, Perché? perché voglio divertirmi. Bravissima, bravo, no, bravo. Rido nel senso che si parlava prima, insomma, sarà sicuramente una bella esperienza quella di Miss Topolini, che quest'anno ha la novità dei mister, quindi non si sa mai. Un bel mister di quelli, no, palestrati, va bene. Segno zodiacale. Pesci. Come sei di solito? Dolce, timida? Dolce, molto grintosa. Dolce e grintosa, va bene. Telecamera di Miss Topolini. Elmora, puoi dire tutto ciò che vuoi. Un ciao a tutti e soprattutto alle persone che mi vogliono più bene. Bene, in bocca al lupo.